che non hanno potuto venire, però può farla anche stasera. No, a Napoli la voglio fare. La può fare anche voglio vedere se stasera. me la fanno fare l'intervista. La può fare anche stasera senza cazzo la problemi. fanno fare a Napoli. È un po' nervoso. è un po'. Sono nervoso. Ci sta, ci Ma me la sta. farà anche a Napoli l'intervista a me con la Vabbè, sciarpa viola. comunque che partita è stata per te? È partita dominata fino al 60esimo. Chi ti è piaciuto di più? Oliund. Sì, sì. Chi ti è piaciuto di più? Oliund. Sì. Invece in porta c'è questa alternanza. Un po' forte. Grande Napoli, grande Napoli. Chi ti è piaciuto in particolare stasera? Particolari, buongiorno. Buongiorno, Buongiorno è fortissimo. Tu sei tifoso della? Del Milan. Ah, del Milan. È Vlahovic. un po' addusa. Come posso dire una cosa? Allora posso dire una cosa, quest'anno un grandissimo comportamento Vabbè, solito. stavo dicendo un bellissimo comportamento dei tifosi viola, sono comportati benissimo. No, ma non stiamo neanche inquadrando. Cioè. Veramente un comportamento impeccabile, stavo dicendo dei tifosi viola, mi devo ricredere adesso. Vabbè, però adesso. Siamo in diretta, non è un problema, stare in diretta non stiamo inquadrando nessuno. Andiamo, forza! No, non capisco perché non si può stare qui fuori. Vabbè, non preoccupare, siamo qua. Ma ho capito, ma siamo in diretta, non c'è bisogno di fare questo ogni volta. Insomma, sembra la stessa cosa. Guarda, sembra la stessa cosa. Siamo in diretta. Sai, con l'educazione, ma se cosa non male cosa, sto per strada, forse lei non è chiaro. Non siamo in Corea del Nord, siamo in Italia, Ma ho capito, ma scusa, non sto facendo nulla di male. A 100 metri. A fare dove? Questo è lo stadio. Cioè, cosa sto facendo di male? Mi può spiegare cosa ci sarebbe di strano? Ho tutti i diritti, Cioè, non capisco, perché in Corea del Nord funziona così. Non siamo in Corea del Nord, Non c'è fortunatamente. niente di male, per l'amor di Dio. E quindi questo atteggiamento è giustificabile? No, secondo me dai modo Ma modo di fare cosa? Perché io sto aizzando qualcuno. Sto parlando di quello che è accaduto in campo, di uno sport, di calcio. Di nulla. Le volevo spiegare. Sì. Complimenti. Lei come si chiama? Complimenti, Davide Nocciolini. Posso darti del tuo? Sì, bravi. Che partita è stata? Tosta. Beh, no. Onestamente siete più forti. Beh, È merito al calcio. Però la Fiorentina ha fatto un buon secondo tempo. Un buon 20 minuti. Buon 20 minuti. Napoli ha fatto i primi 20 minuti bene, poi Ci sono 3 categorie di differenza fra la Fiorentina e il Napoli. Questa è la legittimità dell'onestà e della bellezza di essere trasparenti. il calcio è questo. Cioè, io potrei intervistare chiunque tifoso della Fiorentina. Non è che siamo una TV sul Napoli. Buon lavoro, buon rientro anche a voi. Paolo, Che cosa posso dire? No, ma dai, ma figurati. Vittorio è stato aggredito, cioè, stavo cercando è l'ennesima volta in cui dobbiamo raccontare guarda che c'è, un'aggressione. c'è Un'aggressione io stavo cercando di a chiamarlo Vittorio, perché l'ennesima aggressione. voi lo sapete, voi siete miei fratelli, da tanti anni No, ma facciamo figurati, le ma- interviste, cosa stavo cercando di... Cioè, noi stiamo per strada intervistando no, dei ma per tifosi evitare che che possono la essere di situazione qualsiasi tifoseria. che la situazione degenerasse. Io lavoro qui. Io ho perso, si lavora insieme. Siamo amici, C'è poco da fare, è andata. È una bella squadra. Come vi chiamate? Io mi chiamo Fabio. Domenico. E Posso darvi Domenico. del tu? E certo, ci mancherebbe. Che partita è stata da entrambe le parti? Cioè, che Fiorentina hai visto, che Napoli hai Ho visto? visto una Fiorentina e siamo partiti tatticamente sbagliati proprio. Si poteva affrontare il Napoli con un centrocampo, mi sapeva. Vedo questo. Secondo me sbagliata, impostata male, però probabilmente l'avresti persa uguale. Però mi sarebbe piaciuto vedere delle scelte diverse. Questo. Cosa hai visto del Napoli che ti è piaciuto? Il gioco, si vede la palla che gira, si vede una squadra di livello. Il nostro futuro si chiama Erasmus, meno male ragazzi, è forte. Che forse è la carta che ha sorpreso la Esatto, bello, esatto, bel giocatore giocatore, tecnico, bel giocatore. veloce, si è impegnato, forte. Poi si gira, si gioca palla. Alla fine siamo un po' fermati al 70esimo, però la squadra è forte, cioè, sarà un bell'anno, Lo chiedo prima a te che sei di parte. Dimmi. Giovedì c'è Manchester City-Napoli. Il Napoli se la può giocare? E certo se la può giocare, perché no? E le partite vanno giocate. Secondo te teme più il Manchester City il Napoli o il Napoli il Manchester City? Insomma, che devo dire, è una partita però secondo me aperta a qualsiasi risultato. Davvero non lo dico perché, No, assolutamente. perché sei una bella squadra.
ve la potete giocare. No, ce la giochiamo, dai, poi si può perdere, si può pareggiare, che però c'entra, andiamo in Inghilterra a testa alta, insomma, si torna in Europa per bene, per bene. In segno di questa amicizia e del calcio che vorremmo raccontare noi, certo. al mio 3, me lo dici tu un Forza Viola fortissimo e tu un Forza Napoli Ma fortissimo? certamente. 1, 2, 3. Forza Viola! Napoli. Grazie ragazzi, Ciao. buon rientro, grazie mille.